Ciao da Chris e benvenuti in questo canale. Come ogni luogo che scopriamo assieme, oggi vi porterò in un posto sorprendente. L'itinerario di oggi, in soli 15 minuti, ci porterà a scoprire una tra le più belle cascate del Veneto. Ora, non c'è tempo da perdere, quindi gambe in spalla, andiamo. Siamo in Veneto, precisamente in Valdastico. È una valle delle Prealpi Vicentine, in parte scavata dal torrente Astico. Il 90% del territorio è in provincia di Vicenza ed è stretto tra queste spettacolari montagne. La valle si sviluppa sostanzialmente in direzione sud-nord e si incunea tra l'altopiano dei 7 comuni e i rilievi del Monte Novegno, che, dopo l'abitato di Ersiero, lasciano il posto all'altopiano di Folgaria. Ci troviamo all'Aste Basse, in provincia di Vicenza, davanti alla chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista. E da qui parte il nostro itinerario. Le cascate di Val Civetta costituiscono un sito di particolare fascino turistico. Il torrente Civetta, infatti, scende dal vicino altopiano dei Fiorentini e confluisce nel fiume Astico, che è il principale affluente, appunto, del fiume Civetta. Quindi stiamo per recarci a valle dell'abitato di Aste Basse, dove si trovano queste spettacolari cascate. Ecco, vi consiglio di mettervi sulla destra, entrare qui, così che avrete una sicurezza maggiore. Siamo immersi in una valle verde. Quando raggiungerete la graziosissima chiesetta di Santa Barbara, eccoci, l'itinerario prosegue di là. Questo è davvero un bellissimo borgo super curato. E ho notato che la strada per arrivare fino a qui è senza alcun gradino, quindi anche per i disabili credo che sia fattibile. Più mi addentro e più penso di aver sbagliato strada, di essere dentro casa di qualcuno, però intanto ho piazzato le camere per fare le riprese. Speriamo sia la strada giusta. Qualcosa mi fa pensare che la strada sia quella giusta. Allora sì, ho sempre la sensazione di essere a casa di qualcuno con l'orto qui sulla destra. Tutto veramente, tutto curato e ordinato, con l'erba tagliata. Fino a qui non ho trovato alcun gradino. L'erba è stata tagliata di fresco. Panorama spettacolare. Questo posto è una cartolina. Ho viaggiato il mondo, sono andato un po' ovunque, ma un posto così è unico ed è davvero un tesoro che voglio esplorare piano piano, sentendo solamente il suono della natura e della cascata. Siamo quasi arrivati, eccola, si sente. E il bello è che questo è un percorso facile, adatto a tutti, in 15 minuti ci si arriva. Non so se si sente, ma c'è un casino pazzesco!
Che dire, questa cascata per me è stata come una porta che mi ha aperto a questa valle tutta da esplorare. Se vi piacciono i contenuti come questo, seguite il canale.